Tu vedi se si... Adesso è silenzioso, no? Vero? Tu vedi quando... Adesso. Buongiorno a tutti, do a tutti il benvenuto e prima effettuo alcune doverose presentazioni. Chi vi parla sono Tullio Zampieri, sono direttore degli affari generali e sono stato incaricato dalla direzione di effettuare l'estrazione relativa a questo concorso al premio. Consentitemi preliminarmente di ringraziare tutti gli operatori sanitari per l'impegno che hanno profuso in questa particolare esperienza del Covid-19 e di portare un sentito ringraziamento anche da parte della direzione strategica per l'impegno, l'assiduità e la serietà dimostrate in questi ultimi mesi nell'affrontare questa particolare esperienza. Adesso procederemo a illustrare come avverrà l'estrazione del concorso a premi che abbiamo, come sapete tutti, intitolato La solidarietà ti premia. Vi dico preliminarmente che abbiamo praticamente avuto 2.247 partecipanti per un totale di 1.751 premi, di cui 14 saranno estratti manualmente e gli altri 1.737 mediante una estrazione informatica che poi vi illustreremo. Riepilogo brevemente quali sono i premi che sono messi a concorso. 6 soggiorni ad Albarella, 6 soggiorni ad Asiago, 69 soggiorni in rifugi alpini, sì, 2 soggiorni a Jesolo, 64 visite con degustazione enogastronomica presso l'azienda agricola Reassi, 6 corsi di inglese, 13 trattamenti figurella, 64 ingressi al parco tematico Mobiland, 64 ingressi al parco acquatico Cane World, 127 ingressi
al parco acquatico Pavù, 150 ingressi al parco Giardino Sigurtà e 180 ingressi al parco faunistico Cappellè. Infine 1000 buoni dell'Agroforst. Ricordo a tutti che purtroppo i 1200 boucher che erano stati messi a concorso riguardavano occhiali offerti da una ditta, non abbiamo potuto procedere, non si può procedere all'estrazione in quanto la ditta ha dichiarato che per problemi interni non potrà ovviamente fornire i boucher relativi e quindi abbiamo dovuto depennare dell'estrazione. Procedo quindi a illustrare le operazioni dei 14 premi manuali. Ricordo i 6 soggiorni ad Albarella, i 6 soggiorni ad Asiago e i 2 soggiorni a Jesolo. Come potete vedere, abbiamo predisposto praticamente 4 urne che sono così suddivise. Una che rappresenta le migliaia, che contiene 3 palline con indicati i numeri 0, 1, 2, ovviamente in considerazione del numero dei partecipanti. E poi 3 urne, 1, 2, 3, che contiene le centinaia, le decine di unità contenenti ciascuno 10 palline numerate dallo 0 a 9. Per l'estrazione ci avverremo di un bambino, Edoardo, che dopo vi presento, che procederà all'estrazione di numeri da ciascuna urna, componendo così un numero casuale da 1 a 2299. Qualora il numero estratto risulti superiore al numero 2247, che è il numero di candidati partecipanti, si procederà ad estrarre subito un diverso numero. Possiamo quindi procedere all'estrazione. Edoardo, vieni qui, ripongo le palline all'interno dell'urna, queste sono le migliaia, queste sono le centinaia, ecco vi presento Edoardo, stai qui vicino a me perché capisco che sei legato, quindi hai delle difficoltà a muoverti. Queste sono le centinaia, entrare qui tutto. Un attimo, e queste sono le unità. Bene, stai qui vicino a me. Sì, aspetta che poverino qua abbiamo mezzi un po' rudimentali e allora respiri. Sì, siamo a posto, stringo un po'. Stringo troppo, no? Aspetta che cade tutto qua. Mi hanno dato una benda qua un po' troppo larga. Sì. Aspetta che stringo, Siamo a posto? Ce la fai? Bene. Allora, vi ricordo che di tutte le operazioni di estrazione sarà redatto specifico verbale che poi sarà pubblicato sul sito internet aziendale, così come saranno ovviamente pubblicati tutti i vincitori e saranno pubblicate anche le modalità poi di usufruizione dei relativi premi. Cominciamo allora con la prima estrazione e cominciamo dalle migliaia. Ricordo che vengono estratti adesso i 6 soggiorni ad Albarella. Metti la mano dentro, mi raccomando una sola pallina, stai. Piano. Hai estratto, fai vedere il numero 1. Lo mettiamo qui. Adesso procediamo all'estrazione delle migliaia, metti la mano qua dentro, prendi, ce la fai, che è impegnativa, d'accordo. La scelta, puoi anche rovistare come preferisci, adesso fai vedere, hai estratto il numero 4, le centinaia, le decine, scusate, forza.
Benissimo, hai estratto il numero 3 e terminiamo con le unità. Forza, qui, forza, non tocca niente, agita un po', prendi quella pure che vuoi, mescolale, presa, falla vedere, è stato il numero 8. Benissimo. Allora è stato estratto il numero, leggete Il candelabro non si vede, Questo? portalo no, all'ultimo. questo? Sì, Sì, perfetto, adesso, bene. oh, sì, diciamo così, no? Quindi 1438. 1438, vincitore del primo premio. Ripongo le palline all'interno e procediamo subito all'estrazione del secondo. Forza Edoardo, cominciamo dalle migliaia, che mi viene pure, piano, aspetta che ci su qua, perché forza, questa, metti le mani dentro, mescolale, forza, presa bene, sì, di nuovo, numero 1. Aspetta che qua, queste maniche, che mamma ti ha messo una camicia. No, in realtà non l'ha messo il mio papà. Suo papà, allora dobbiamo dire, Ha detto solo che mi doveva mettere. ah, ti ha dato solo l'indicazione. Dai, forza, una sola, mi raccomando, adesso è estratto, farlo vedere in alto, numero 4. Dai, questo sono le, mi raccomando, agitali un po'. Le prese. Numero 2. L'ultima, vieni qui, fila la mano, forza. Aspetta che è tutto scritto. Hai estratto il numero 1. Perfetto, allora il numero estratto è il, perché ho le palline, 1421. 1421. Procediamo ad inserirle e procediamo alla terza estrazione, sempre dei soggiorni del Barella. Forza Edoardo, cominciamo dalle migliaia, quindi qui, l'anima. Forza. Preso una, tiro fuori bene, sempre il numero 1. Stai andando proprio. Forza, le centinaia qui, rivistale un po'. Scusa, ti faccio un po', perché adesso hai estratto il numero 3. Le decine, anche qui, agitano un po', mescolale con la mano, mescola bene, bravo, strai, forza, adesso è stato il 5 e adesso l'ultima unità, anche qui mescola bene, agitale bene, e questo è l'8, quindi Quindi presenti la dea blindata. 1358. 1358. Riponiamole. Qui fermo tu per poi ripongo io. Allora, forza, le migliaia di nuovo, questo è il quarto, vero? Mescola bene con la mano. Agitale un po', bene, forza una sola, prendi, mi raccomando. Forza, 0. Forza, centinaia, anche qui, tira la mano, agitale bene, forza. Hai estratto il numero 3. Non so bene perché. Sì. Scusate, lo sono. Forza, le decine,
Anche qui agitale sempre bene. Forza. Il numero 9. Forza qua, l'ultima dell'unità. Agita sempre bene. E adesso l'ultimo è il numero 0. Quindi è stato estratto il numero 0390. 390. 390. Benissimo. Riponiamo tutto. Prossimo è il quarto, vero? Il quinto. Il quinto dei soggiorni alla barella. Scusatemi se mi è aggiornato. Forza Edoardo. Aspetta che qua pietra tutto, mamma mia. Respiri. Sì, aspetta che ti stringo così resta un po'. Va bene? Tu dimmi quando lo respiri, sai che io respiro su. Certo che la mamma doveva procurarti una benda un po' più adeguata perché ti fa peggio della mascherina questa cosa. Non ce n'era delle un po' più. Non ce n'erano più piccole, ho capito. Mi piace, forza. Strato numero 2. Forza, centinaia. Provvistole bene, sempre ricordati, è importante. Strato, farla vedere, il numero 2 anche qui. Qui. Le decine, sempre agita bene. Forza, ripresa, sì. 0. L'ultima, l'unità, anche qui, agita bene. Piano. E adesso l'ultimo numero è l'1. Quindi è stato estratto il numero 201. 2201. Torniamo ancora all'interno. Ultimo di Albarella. Ultimo di Albarella. Guardo, ancora le migliaia, forza, metti la mano qui, con la destra, mescolele bene, forza, ripresa, bene, 2, forza, agitale sempre bene, forza, il numero 3, forza, agitale bene, forza, il numero 7, l'ultima, vedete dentro la mano che qui agitale bene. Sì, ma siamo oltre. Perché 6. ma è da scartare perché è superiore a 2247. Ecco, essendo un numero superiore allora dobbiamo praticamente annullare l'estrazione e ripeterla perché il numero stato superiore al numero di Attento che hai fatto. Cosa ho fatto? Hai messo la pallina. Questa è giusta, vero? Questa è giusta, quella è giusta. Questa è giusta. E attento che quella che era Vediamo. No, lì sei a posto, ne hai messa una in più sulle unità. Qui? Sì. Cos'era l'ultima? Lo controlliamo, aspettate perché con questo toglie i riferimenti. Vediamo. 9, 4, qual era? Mettiamo le proprie. Sì, no, queste sono le unità, Carlo. Hanno messo qua. Mettile qua, e le controlliamo perché così non vogliamo fare errori. Dallo 0 al 9, 1, se l'1 è qua, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, il 6. 7 era doppio. Ecco, questo è il 6 e il 7 allora l'8 mettilo qua. L'8 e questo è il 7 di questa. Esatto. Sì, Controlliamo però.
Controlliamo. Controlliamo che queste si metti dentro, controlliamo che queste per essere sicuri che non facciamo errori. Allora, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. 9. Allora, falli vedere. 7, 8 e 9. Vai. Grazie. Scusateci, abbiamo avuto questo piccolo dettaglio, tutto questo toglie e mette nel vediamo bene. Allora, procediamo. Questo è l'ultimo dei soggiorni ad Albarella, vero? Vieni, Edoardo. Togli le buttare di migliaia, forza. Sì, speriamo questo. Sì. Numero 2. Qua, forza. Le centinaia. 1. Quindi Siamo dentro. Forza. Le decine. Finisce bene. 7. E l'ultimo l'unità. Forza. Il 5. Quindi è stato estratto il numero 2175. 2175. Si vedono tutte bene, sì? Si vedono tutte Sì, bene? sì. Allora procedo un attimo che attenzione. Adesso procediamo a una nuova estrazione che riguarda praticamente i 6 soggiorni ad Asiago. La benda, La prima è messa bene. insomma, Come va? Non alla stretta, ma va bene, no? Respiri, sì. Vieni. Impegnativa questa cosa, Edoardo. Allora, migliaia. Forza. Hai estratto il numero 2. Forza, Edoardo. Centinaia. Mischia bene, agita, non avere paura di agitare. Sai che la della fortuna è ben data. Il numero 6, e quindi la riponiamo subito sì, e perché rifacciamo l'estrazione perché si tratterebbe di un numero superiore al numero dei partecipanti. esatto. Guardo, ripetiamo, forza, migliaia, mischia bene, hai preso? Una forza, tira fuori, numero 0, avanti, invece centinaia, forza agita, bene, numero 6, 6 giusto, sì, io sono rovescio. Ah no, è 9 No, è infatti. 9, scusate, ecco qua, ho detto che sono rovescio. Forza, questo è il numero 7. E l'ultimo, l'unità, è il numero, questo è 9, quindi 979. 979 è il numero stato. Ripongo. Forza davanti. Che siamo a metà. Le migliaia, forza, registrato il numero 2, forza, agita bene, numero 4,
Via perché è il numero superiore al 2246. Quindi dobbiamo anche qui ripetere l'estrazione. Forza Edoardo, migliaia di nuovo, qua, agita bene, prendi una pallina, eccola. Forza, numero 1, questa agita bene sempre, mischia bene, forza, estrai il numero 5, forza, forza, una sola, mi raccomando, il numero 6 e l'ultima è il numero 9. Quindi è stato estratto il numero 1569. Ok, ritorniamo. Faccia un'altra volta. È facile. Bene. Tutta la benda. Guardo qua, appena qua. Dobbiamo passare sotto le orecchie. La punizione alla mano perché Sì. forza vieni qui, migliaia un'altra volta, forza, mescola bene, forza, forza piano, estratto il numero 1, centinaia, forza, forza, estratto il numero 9. Forza, forza, mischia bene la mano, mettila dentro bene, girale bene. Forza, hai presa. Tiralo fuori, piano. Questo è il numero 2. Forza, l'ultima. Dell'unità, forza. Mischia sempre bene, sei sicuro, mischia sempre bene, l'hai presa. Perfetto. Questo è il numero 9. Allora è stato estratto il numero 1929, giusto? Ritorniamo tutte. Continuiamo sempre con il secondo Santiago. Forza Edoardo, vieni qui. Prendi le migliaia, mischia sempre bene. Forza. Ripresa. Fuori. Numero 2. Prendi le centinaia. Forza. Forza. Quello mischiato bene. Questo è il numero 6. No, 6 è, sì, 6, perché sono sempre girati. Siamo fuori anche per questa estrazione perché siamo sempre al 2247 e quindi dobbiamo ripetere l'estrazione. Forza Edoardo, metti la manina, forza, agitale bene, mi raccomando, forza, piano, lo 0. Forza, centinaia, forza, agitale bene. Numero 3, forza delle decine, mischia bene, mi raccomando. Presa. Qua il numero 5 e l'ultima, le decine, forza, mischia bene. E l'ultimo numero estratto è il numero 7. 357. Quindi è stato estratto il numero 357. Forza Edoardo. Ultimi 4, dai. Migliaia, dai.
Allora, forza, piano, numero ripreso, il numero 0. Forza, centinaia, piano, va bene, mischiale sempre con la manina. Prima di prendere quella che vuoi, forza, è allungata, tira fuori, forza. Il numero 8. Forza, aspetta che eccola qui, metti dentro anche qui, mischiale bene con la mano. Hai presa? Presa? Piano. Il numero 8. L'ultima. Forza, mischiale bene. Il numero è il 9. Quindi 889 se non sbaglio, giusto? Sì, sì. A posto. Mescola bene l'ultimo sacchetto. Questo è l'ultimo dei soggiorni, se non erro, Sì. di Asiago. Porta Edoardo. Prendi quella che vuoi. Piano. Registrato il numero 2. Forza, Edoardo. Piano. Mischiale bene, mischiale con la mano. Vedo quella che vuoi. Piano, numero 5, e quindi anche in questo caso fermo, dobbiamo ripetere l'estrazione perché uscirà il numero superiore a quello dei partecipanti. Forza, le linearie un'altra volta, prendi il numero 2 ancora. Forza Edoardo, mi raccomando, mischiare bene con la mano, ecco. Prendine una, presa. Il numero 4, annullata anche questa estrazione, siamo sempre sopra il numero 2247. Ricerchiamo quella delle migliaia, forza, mischiale bene qua, con le mani, più a manina, mischiale bene prima di agguantarla. Tiralo fuori, adesso hai estratto il numero 2. Forza le centinaia, mischiale bene, mischiale bene. Il numero 7, anche questa è annullata. Da bendata. È la da bendata. Ah, sì. Forza Edoardo. Un'altra volta le migliaia, mischiale bene con le mani prima di prendere una, mischiale, ripresa. Il 0, solo 0. Forza, le centinaia, forza, piano, hai preso il numero 9, forza, vicine, hai preso il numero 4 e l'ultimo, forza, hai preso il numero 1, quindi 941 se non sbaglio. Perfetto, sono terminate le estrazioni dei soggiorni ad Asiago, adesso facciamo 2 soggiorni a Jesolo e quindi completiamo le estrazioni manuali. Forza, che abbiamo quasi terminato con te. Forza Edoardo, metti la mano dentro, mischia bene. 0, forza, centinaia, mischia bene. 7, forza, mischiale bene con la mano prima di prenderla. Preso 4 e l'ultima mischia bene di questa. Forza. E il numero 9.
Quindi è stato estratto il numero 749. 749. Procediamo all'estrazione annuale dell'ultimo premio. Forza Edoardo, anche qua mischia sempre prima di prenderla. Presa? Aspetta che tengo, presa. Numero 0. Forza. Le centinaia. Mischiato bene il numero 1. Mischia sempre bene con la mano prima di prendere la pallina. Fammi una cortesia. Hai preso il numero 0 e l'ultima unità, forza mischia sempre bene, il numero 3, quindi è stato estratto il numero 103. 103. Bene, abbiamo terminato le estrazioni manuali, togliamo la venda a Edoardo, la mamma qua ha legato tutto, non so, ha fatto un modo di quelli che Adesso li abbandonati. Facciamo un applauso a Edoardo. Allora, Edoardo, ti ringraziamo tanto per la tua collaborazione, adesso ti puoi accomodare lì con la mamma che noi completiamo le nostre operazioni. Li pongo tutte le palline che non ci servono più. E adesso procederemo. Puoi riepilogare i numeri? Sì. Allora, ecco, mi metto di lato perché così leggo i numeri che sono stati estratti. Per i soggiorni ad Albarella, il numero 1 è stato estratto il 1438, il numero 2 il 1421, il numero 3 il 1358, il numero 4 0390 per 190, il numero 5 2201, il numero 6 2171. Per quanto 75. 2175. E per quanto riguarda invece i soggiorni a Giacomo sono stati estratti i numeri 979, 1569, 1929, 357, 889 e 941. Per quanto concerne invece i due soggiorni a Jesolo, sono stati estratti i numeri 749 e il numero 103. Bene, adesso possiamo procedere invece con l'estrazione informatizzata. L'estrazione informatizzata che ricordo si è resa necessaria per l'elevato numero dei premi rimanenti che per ovvie ragioni non potevamo estrarre manualmente, altrimenti saremmo stati qua forse una settimana. Ecco, quindi per l'estrazione informatica procederemo utilizzando un programma informatico particolare che è disponibile anche online, ha un indirizzo particolare che poi ovviamente visualizzeremo nel verbale. Tale programma consente di ordinare in modo del tutto casuale numeri da 1 a n numeri, cioè un numero programmato. Si fa. Adesso procederemo a fare un test, così vi faremo vedere, questo è solo un test esemplificativo, come apre il programma con un numero da 1 a 100, in modo da farvi vedere che ad ogni estrazione il programma elabora i numeri in via del tutto casuale. Dottor Giordano, prego, prova a fare, ecco, questa è la prima ipotetica estrazione di 100 numeri, che non sono ovviamente quelli di una sessione, solo per far vedere che il programma informaticamente opera con criteri del tutto causali procedendo ad affinare i numeri relativi. Il programma ripeterla, così vedete che il numero, per esempio, vai all'inizio, Carlo, il numero estratto era il 64, adesso proviamo a rilanciare e ovviamente non sarà più il 64, si pensa ecco è stato il 53, così ogni volta dà una casualità molto diversa in modo che l'estrazione sia del tutto casuale, insomma, come potete vedere manualmente. Ecco, quindi adesso procediamo alla vera e propria estrazione informatizzata. Ricordo che
procederemo subito a stampare i numeri estratti e li metteremo a verbale in modo che poi potranno essere consultati sulla rete internet. Allora Carlo, procediamo pure, vai pure, ecco. Allora, inserisco il 2, 2, Inserisce 4, 7. Sì. Procedi Giusto? pure, sì. Ecco, volevo ricordare che... Cosa c'è Carlo? Siamo a posto? Sì, no, ok. Allora, questi sono... Allora, volevo dire che ovviamente da questi numeri che sono stati estratti dovranno essere tolti i 14 vincitori dei premi che abbiamo estratti manualmente. Quindi chi dovesse risultare solo uno di questi premi ma ha già vinto uno dei precedenti, ovviamente non sarà destinatario di quest'ultimo. Carlo, possiamo procedere? Lancia pure il numero. No, ci tenevo a commentare un commento di una collega che si è collegata, dice non è giusto che ogni volta che esce il 2 come primo numero poi annullate tutto perché il secondo numero è troppo alto. In realtà è correttissimo perché noi estraiamo, abbiamo detto in principio, estraiamo sino al 2999 numeri, quindi tutti hanno parità di probabilità di essere estratti 1 su 3000 numeri, cioè su 2999. È chiaro che avendo 2247 partecipanti, se non è stato un numero superiore bisogna ripetere l'estrazione, però tutti hanno la stessa identica probabilità. È come se avessimo estratto su 3000 anziché su 2247, escludendo però quelli che non hanno ovviamente il range dei numeri superiori al 2248 in su. Su questo quindi diciamo garantiamo la totale imparzialità dell'estrazione. Questa è statistica. Sì. Va bene, procediamo allora alla stampa. Informatica, sì. Stampa, ecco, procede la stampa. Sì. Chi va a prendere le stampe? Adesso ci apporto le abbiamo mandate in stampa, adesso appena sono pronte le leghiamo il verbale. Spieghiamo. Sì, ovviamente i numeri saranno abbinati a uno dei premi che vi ho illustrato all'inizio, ognuno potrà consultare sulla rete internet il proprio premio e anche le modalità poi di usufruizione. Quindi fino al numero 1737, se non sbaglio, questi numeri elencati fino al 1737 sono i rimanenti vincitori. Perché ovviamente dal totale dei premi, che sono 1751, dobbiamo togliere i 14 che sono già stati estratti manualmente. Quindi teoricamente il numero 175 estratto è l'ultimo dei vincitori, salvo altri numeri estratti prima, già estratti precedentemente, che verranno, quindi si scalerà ovviamente per... Certo, fino a concorrenza del numero 14, dei 14 premi estratti manualmente. Ok, la stampa dove l'avete mandata? L'ho mandata giù, adesso la prendiamo, la chiudiamo, leghiamo il verbale, poi firmo. Avete anche la copia del verbale qui stampato? No, adesso lo facciamo. Sì, va bene. Io questo anche faccio un... lo metto anche in Excel. Chi è che va a prendere? Sì, forse arriva, eccola.
Eccola. Eccolo qua. Queste sono le pagine ovviamente dei numeri estratti. Adesso leghiamo il verbale e poi potrete consultare sulla internet aziendale. Va bene. Adesso io le firmo, mi dai una penna che le firmo tutte. Metto anche la data che è il 30. C'è il 20. Non sono tante. Posso fare una salva PDF? Sì. Ho fatto un Excel, ma facciamo questa salva PDF. Abbiamo istruzioni sulla intranet e pubblicazioni. Sì, come ho detto prima, ripeto che sarà data pubblicazione del verbale di estrazione con l'allegato, sono tutti i numeri estratti in via informatica, oltre a quelli estratti in via manuale, e sul sito internet aziendale dove saranno anche illustrate le modalità di, diciamo così, di riscossione del premio, dove sono state tutte le indicazioni molto puntuali. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, auguro a tutti un buon lavoro e una buona estate e il risultato vincitore è una buona vacanza. Grazie e arrivederci.